Non sono tanti furti, le rapine o altri generi di reati a preoccupare i sindaci della Marca, lo hanno detto praticamente in coro oggi, indipendentemente dal loro colore politico, al sottosegretario al Ministero degli Interni Giampiero Bocci in visita nella nostra provincia. La sicurezza al centro del confronto in prefettura, una sicurezza che secondo i primi cittadini è a rischio per via di un quadro economico che è esploso, la crisi quindi come potenziale innesco di tensioni sociali. Due cose particolarmente insomma, per me sono state difficoltose da affrontare. Uno un furto con aggressione e notizia di pochi giorni fa proprio delle minacce di morte alla mia persona ma anche alla mia amministrazione. Primi cittadini con le mani legate, senza possibilità o margine di intervento, anzi a volte costretti per ragioni di bilancio a prendere provvedimenti come il taglio dell'illuminazione pubblica notturna. A Ponzano stiamo dando da mangiare veramente col banco alimentare 90 famiglie tutte le settimane. Credo che tutti i sindaci presenti ne siano perfettamente a conoscenza che oggi la cittadinanza sta soffrendo. I numeri, quelli al rappresentante dello Stato, li ha ricordati il presidente della provincia Muraro. Abbiamo perso 3.750 aziende negli ultimi 5 anni, dalla fine del 2008 ai primi di novembre di quest'anno, solamente nel 2012 1.200 aziende. È un tessuto sociale che va dissolvendosi, quello rappresentato nella fotografia che i nostri amministratori hanno presentato oggi. Dal Ministero in risposta arriva un impegno sotto forma di decreto legge in arrivo per l'inizio del prossimo anno. Noi stiamo lavorando insieme a ANCI e a UPI su un provvedimento che mette insieme alcune norme, spesso a costo zero, per mettere gli enti locali nelle condizioni di governare meglio le proprie realtà. Insomma, io sono convinto che noi possiamo far ripartire questo Paese, agganciare la crescita attraverso un recupero di forza, di potere contrattuale degli enti locali.